Ho visto che ormai le cose sono tecnologicamente cambiate, si sono evolute. Guarda la Formula 1, troppa tecnologia. La tecnologia, guarda che delle volte non va bene. Adesso io non l'ho detto prima, molti lo dicono quando siete qui in sala, spegnete i cellulari, non fate riprese. Le riprese ci sono già, cellulari, non importa che li spegniate, per l'amor di Dio. Perché io se te lo chiedo, te lo spegni il cellulare. Però metti che stasera Ramona ti manda un messaggio che dice: ho il camino in fiamme, mi vorrebbe un pompiere. Te hai il telefono spento, lo impari quando esci. Tardi, Ramona ha già spento il camino e mi odi per tutta la vita. Allora tenetelo acceso, perché io preferisco vedere uno che fa yuhu e parte con le braghe in mano, piuttosto sarebbe un buon ricordo secondo me, no? La tecnologia è anche quella, quest'anno poi tra l'altro il must della tecnologia è stato l'iPhone. Qualcuno ce l'ha? L'iPhone. Io ho fatto una serata in Riviera, il vice sindaco di una città è arrivato da me e mi ha detto: guarda, l'iPhone. Ho detto: ah, sburon. Ho detto 24 ore in fila per prenderlo. Ho detto: perché non li fanno più? No, per avere il primo. Dico: ma farà anche le fotografie? Fa: sì, le fa, però c'ha una risoluzione che è meglio la fotocamera a caso. Dico: le riprese però, ma anche le riprese alla stessa risoluzione, non è che... Dico: però mi hanno detto che è come un computer, ma è meglio il palmare che ho a casa. Dico: però come telefono, ma prende, non prende. Che cazzo l'hai preso a fare allora? Siamo lì che ci vogliamo su queste cose. Ormai chi è che di noi non ha un computer? Tutti ce l'abbiamo, i grandi saggi ce l'avevano detto. Ricordatevi che la diffusione di massa del computer toglierà la manualità all'uomo. La diffusione di massa del computer all'uomo la manualità gliel'ha raddoppiata. C'è tanta di quella gente che si finisce davanti a internet che uno non ne ha un'idea. Gli uomini hanno imparato anche di sinistro, perché col destro devono tenere il mouse, se no gli scappa la videata. E allora capisci che siamo in un declino proprio mostruoso. Dai, cazzo, io mi massacravo con postal market, ma ci sarà della differenza. E non si vedeva niente. Ci sono delle differenze sostanziali. Allora anche lì, vedi, nello sport la tecnologia è troppa tecnologia. La Formula 1 è troppo tecnologica. Io rimpiango i bei tempi della Ferrari di Barrichello. Barrichello, poverino. Quando dicevano: no, lui e Schumacher sono uguali. Dove? Te ne accorgevi che li trattavano diversi. Cazzo, entrava Schumacher ai box, 6 secondi e mezzo gli avevano cambiato tutto, l'ha casciato nello stelo, la Magique. Usciva un fulmine, poi si rilasciavano. Arrivava Barrichello, vedevi il meccanico che faceva: ma chi è? Che cazzo vuoi che sia? Hai 2 piloti. Poi terrorizzato: non verrà mica qui? Dove vuoi che vada a fare benzina sto Cristiano? E Rubens, nascondi le gomme. Gli hanno fatto delle vacanze, dai, è vero, dai. Lui arrivava, ma lui l'aveva presa a pesce, poverino. Un camionista sembrava, lui arrivava tranquillo, metteva la freccia, ci metteva, dava la tessera per i bolini, perché la benzina la pagava lui, poverino. È vero, è vero. Io mi ricordo, faceva la pole position, poverino. Io mi ricordo una volta ha fatto la pole position, l'ha lasciato sui cavaletti. Una roba, era là, poverino, guardava gli altri, diceva: sono anche più alto oggi. Partito, tutti via. È arrivato il meccanico: cazzo frizioni che si rompe. Così. Faceva la pole position senza i cavaletti, tutti partivano, lui là, fermo. Tirava il casco e faceva: ma ce l'avete messo il motore nella mia casa che ieri andava?